Buongiorno cari amici e benvenuti di nuovo al canale del Marietto Veneziano e alla sua pillola. Bene, oggi come avete visto nella mascherina principale è non aprite quella porta e vi dico questa pillola proprio per raccontarvi un fatto successo più o meno nel 2014-2015, a cavallo in quel periodo. In quel periodo, come ho già raccontato, ero in un gruppo esoterico radionico e un giorno un gruppo sui social chiaramente, e un giorno un nostro amico andò a 75 km con la macchina, a 75 km da casa sua, per poter mettere un circuito radionico sotto un confessionale, perché si era sentito spinto a fare questa operazione. E alla sera ci ritrovammo tutti io e lui ci trovammo tutti in una chat e mi fece vedere una foto di questo confessionale dove aveva messo sotto un circuito radionico di amore universale di Giorgio Picchi. E che, non dicendomi niente, mi disse di analizzare questa fotografia che aveva fatto, ma non mi disse ancora che aveva messo sotto questo circuito di amore universale per il mondo, e mi chiese di poter analizzare col circuito col quadrante radiostesico dei Bovis, al che io lo feci e il pendolino insomma andava molto bene, andava verso i 10.000 Bovis. Ma cosa successe a 10.000 Bovis? A 10.000 Bovis successe che il mio gomito, il mio braccio prese una scossa tremenda di corrente, era come se io avessi messo sotto la mano in una presa di corrente 220 volte, e rimasi fra lo stupito, lo scioccato e l'impaurito, e gli chiesi: ma cosa è successo in quel posto lì, cos'è che è questa fotografia? E lui mi disse appunto che era un confessionale posizionato in una chiesa sopra una linea energetica molto potente, famosa in tutto il mondo, e lui si era sentito di andare a mettere questo circuito di amore universale per tutti. Io gli dissi: guarda, sarà anche quello che dici, ma purtroppo io 10.000 Bovis ho sentito una scossa tremenda al braccio, quasi come se ci fosse qualcosa di un'energia che non conosco e sicuramente non è positiva. Allora, in quel momento lì, come vi ho già detto nella pillola della Genesi del Capitano, con noi nel nostro gruppo c'era anche la famosa sensitiva Evika Solare Core, e decidemmo di non dire niente a lei, e quando sarebbe arrivata in chat, in questo social, di chiedere a lei cosa vedeva. Quindi praticamente lei arrivava all'oscuro, non sapeva niente di quello che poco tempo prima avevo provato col pendolino. Quindi arriva, gli facciamo vedere la foto e gli chiediamo cosa vede. E purtroppo lei vide una cosa, vide che 300 anni prima in quel posto c'erano praticamente delle segrete, dei cunicoli sottoterra, e vide un monaco che appoggiava qualcosa di particolare sotto, che praticamente invertiva qualcosa. Non sapeva ancora che quel posto era famoso per essere una via di transito di una linea energetica molto potente, e ci disse che appunto invertiva quel flusso di energia, e infatti era così. Lì in teoria tutti vanno a prendere questo flusso di energia positiva. Questo è teoria, perché la Solare aveva visto chiaramente che 300 anni prima questo flusso era stato invertito ed era diventato da positivo a estremamente pericoloso e negativo. Al che io gli dissi: guarda, ho testato la stessa cosa, non sapevo cos'era, ma la risposta è uguale anche per me, perché ho preso un colpo al braccio come se mi avesse punto qualcosa di elettrico potentissimo. Decidemmo cosa fare? Sì, decidemmo di non fare niente, perché la Solare vide che quelle persone che avevano fatto questo lavoro 300 anni prima erano troppo potenti, ci sono ancora, e quindi bisogna stargli lontano. Ma sono passati più o meno 4-5 anni da quel momento e il vostro Marietto è cresciuto e vi vuole far vedere alcuni circuiti che possono aiutarci a stare lontano da certe situazioni.
Quindi parto subito con il nostro quadrante radiostesico per va bene quello che vi farò vedere oggi nella pillola del Marietto veneziano. Facciamo la domandina, vediamo un po' se va bene questo percorso e voilà. Anche oggi il nostro pendolino non ci tradisce e dice che quello che vedrete potrebbe funzionare. Bene. Sicuri che funzionerà, prendiamo il nostro pendolino, lo fermiamo e prendiamo il circuito per vedere quanto tempo questi circuiti radionici dovranno operare da quando inizieremo a fare l'operazione. Quindi mettiamo il nostro testimone, chiaramente io chiedo per me quanto tempo devono durare questi circuiti radionici per fare effetto e tagliare tutte le energie negative. Il pendolino ci dice 6 ore e mezza. Bene, siamo sicuri che se noi mettiamo il nostro testimone in questi circuiti radionici, che vi ho già anche fatto vedere in altre pillole, ma che noi utilizzeremo per rafforzare sempre di più le nostre difese, questo funzionerà, sempre con un nostro testimone che potrebbe essere una fotografia, un cappello, un pezzetto di unghia, un po' di saliva su un cotone. Bene, e iniziamo col primo quadrante radiostesico per vedere se questo lavoro sarà in queste 7 ore fatto bene, e usiamo il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento, e qui il pendolino ci dice che sarà molto favorevole, tra favorevole e molto favorevole. Bene, quindi sappiamo che dobbiamo lavorare per 7 ore su questi impianti che metteremo e sa che il risultato sarà positivo, estremamente favorevole. Bene, questi circuiti chiaramente e quadranti radiostesici sapete che potete scaricarli gratuitamente da ilcapitano.altervista.org o nei gruppi di Facebook di Hildegard e di Marietto Veneziano. Bene, e a questo punto prendiamo il primo circuito radiostesico, ci mettiamo nel centro il nostro testimone, col pendolino lo facciamo roteare per almeno 21 giri e questo quadrante radiostesico, circuito radionico servirà per tagliare i legami negativi parassitari. Vedete? Voilà. Questo è un esempio, chiaramente, voi quando lo stampate poi fate girare finché si può il pendolino, ma io faccio girare per darvi un esempio. Adesso lo fermo, prendete il vostro impianto di circuito radionico e lo appoggiate in un posto sicuro dove non venga disturbato per almeno 7 ore, comunque massimo un mese, perché sennò il corpo eterico si satura. Prendete il testimone che avete appoggiato all'inizio di questa operazione per il vostro impianto, lo prendete e lo appoggiate sul circuito Apollonius, così che tagliamo tutti i parassiti astrali o entità astrali o eteriche, e anche qui facciamo il solito lavoro, 21 giri come minimo, ma se potete anche di più. Vedete? E voilà, finito il nostro aggregamento, lasciamo anche questo circuito Apollonius 7 ore, no? Su un posto sicuro o dentro un cassetto, insomma dove sapete che nessuno può disturbare. Chiaramente non ha bisogno di essere puntato verso il nord perché ci sono dei cerchi, quando ci sono dei cerchi non ha bisogno di essere puntato verso i punti cardinali del nord, e quindi dopo 7 ore voi prendete il vostro testimone e usate un altro circuito, che questo è un circuito o un quadrante radiostesico, può essere usato sia come quadrante radiostesico come circuito radionico, sono ambivalenti alcuni. Quindi posizionate il vostro testimone sul carattere Aleph sul carattere Aleph di questo quadrante radionico, prendete il vostro pendolino e sempre fate girare
pendolino sopra per fare in modo che il testimone venga aggregato con questo. Bene, a questo punto finisco di farlo girare. A questo punto voi avete impresso sia il circuito Apollonius sia il circuito radionico per fare in modo di tagliare parassiti di ogni tipo, energetici negativi, vampiri energetici, e con questo quadrante radiostesico voi avete impresso le forze del carattere della lettera Aleph dell'alfabeto ebraico nel vostro testimone, e quindi gli date più potenza e qualità e purezza alla vostra anima. E quindi perché vi ho raccontato questo? Perché quelli che stanno facendo queste cose da birichini su questo pianeta sono in vantaggio di circa 300 anni, e dobbiamo avere delle protezioni anche noi, sempre se si può, chiaramente, sempre se si guardano certe pillole o si entrano in certi gruppi di Facebook. Cari amici, sono arrivato alla conclusione di questa micro pillola e vi dico, se non l'avete ancora fatto, di iscriversi al canale del Marietto Veneziano o al canale della Hildegarda e di venirci a trovare nei nostri gruppi di Facebook di Hildegarda e Marietto Veneziano. E per il momento vi invito alla prossima pillola. Grazie e ciao!